Siamo gente che si è solo girato dall'altra parte, abbiamo una responsabilità enorme. La responsabilità non ce l'hanno quelli che hanno mangiato senza lavorare. C'è gente della mia generazione che non ha mai lavorato in vita sua, mai. Io mi sono alzato alle 5 di mattina e vado a letto alle sera alle 11, ho lavorato come un cane. Io mi sono stancato di vedere una città che non ha un futuro, il vostro futuro. Vi hanno mangiato il futuro e vi raccontano, mi hanno canzonato per una vita intera, dico io e le persone che lavorano, perché è bella una decrescita felice, vi raccontano dell'ecologia e della rana nutritrice che non so cosa sia, o del friguello, del passeretto, e hanno dimenticato le persone. Questi hanno dimenticato le persone perché non hanno una cultura del lavoro. E io sono a dire, ci sono, io esisto, e insieme a me la maggior parte, probabilmente anche di vostri genitori, che lavorano e si fanno un mazzo dalla mattina alla sera, e adesso sono stanchissimi, sono demoralizzati, probabilmente come lo siete voi, ma voi a 18 anni non avete diritto di essere demoralizzati. Voi dovete adesso, se possibile, tirare fuori gli attributi e farvi sentire, perché oggi, questa volta, a Venezia si decide il futuro, il vostro futuro.